Buongiorno, sono le 8, questa è Buongiorno Sicilia e naturalmente il saluto a tutti voi da me, da Roberta Lunghi. E da Emanuela Corsi. Buongiorno Roberta. E allora, con Emanuela, che è già in postazione, fra poco avremo uno sguardo attento su tutti i quotidiani appunto che riporteranno le notizie regionali, ma anche ovviamente quelle nazionali ed internazionali. Cominciamo subito con le ultime in Sicilia e parliamo di quello che è stato il secondo atto intimidatorio nei confronti di Sicily by Car. Dunque andiamo nel palermitano, 10 auto incendiate. Dragotto dice non ho mai ricevuto pressioni. Sentiamo. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily by Car. Un incendio è divampato la scorsa notte distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa a Villa Grazia di Carini dall'imprenditore Tommaso Dragotto e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dragotto, scosso dalla nuova intimidazione, dice: abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ci sono 3 giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In 3 minuti hanno dato fuoco alle auto. E poi alla domanda se ha ricevuto richieste di pizzo, questa è la sua risposta. Nella maniera più assoluta e categorica, 0. Perché se ci fosse stata una pressione a quest'ora l'avrebbero saputo già il comando carabinieri, assolutamente. E se io dico che ci sorrido direi una bugia, certamente la cosa dà molto fastidio, però noi non temiamo perché siamo pulitissimi. Quello della scorsa notte è il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni. Sempre ieri a Palermo, in via Donorione, un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un'agenzia immobiliare. E naturalmente all'indomani sono tante le reazioni che troviamo probabilmente anche sui giornali, Emanuele, è vero? Sì, partiamo dal giornale di Sicilia. Guarda, vediamo proprio in apertura questo ennesimo episodio, questo attacco alla Sicily by Car, ma soprattutto le parole del suo titolare. Vediamo, non pago la mafia, se lo scordino dai colpi di Kalashnikov alle auto bruciate, il racket alza il tiro, ma Dragotto appunto non molla. Coro poi di solidarietà. E poi il commento: non può bastare dire che altrove va peggio, Palermo non è quella degli anni bui ma sta precipitando in un vortice incontrollato. E ancora vediamo gli spari in centro, sempre per rimanere sul tema della violenza a Palermo. Movida, l'ira dei titolari dei pub e dei residenti, scontento per la stretta sugli orari tra i titolari dei locali. Via La Lumia, l'ira dei residenti. Ricordiamo che proprio in via La Lumia c'è stato un altro episodio di violenza ai danni di una ragazza alla quale hanno sparato. Vediamo intanto all'interno della Gazzetta del Sud, quindi torniamo a questo nuovo atto intimidatorio nei confronti di Sicily by Car, nuovo attentato, l'azienda nel mirino della mafia, 3 malviventi ripresi dalle telecamere hanno incendiato 11 auto e danneggiate altre 15 nel deposito per la vendita dell'usato a Villa Grazia di Carini. L'imprenditore Dragotto dice: non pagherò mai. 2 mesi fa un comando sparò almeno 30 colpi di Kalashnikov contro 4 vetture della compagnia di autonoleggio, quindi questo non è un episodio a sé, ma già c'era stato un precedente. Vediamo invece Repubblica Palermo, che dedica proprio al tema della sicurezza e fa un focus su Palermo, dedica diverse pagine. Racket, ora è emergenza, Piantedosi promette 60 telecamere, rogo doloso alla Sicily by Car di Carini, distrutte 11 automobili, il ministro: rafforziamo la videosorveglianza, ma parla la segretaria del PD Schlein, dice non basta. E poi qui vediamo l'intervista proprio al patron dell'azienda, Dragotto: nessuna richiesta, con me perdono solo tempo, io non mi piegherò mai, la sparatoria di San Lorenzo è collegata, questa struttura è stata appena inaugurata. E ancora vediamo nelle altre pagine, nei raid, l'approfondimento oggi di Repubblica, il marchio
dei Lo Piccolo, ma ad agire sono le nuove leve. Cosa c'è dietro l'escalation nella zona occidentale? Le piste aperte dalla DDA, le variabili in campo e il ruolo degli scarcerati. Più volte si sottolinea il fatto che c'è un nuovo gruppo criminale emergente che appunto usa la violenza, usa questi metodi anche eclatanti per cercare di prendere il potere. E ancora vediamo sempre, dicevamo, nell'ambito del problema sicurezza a Palermo, quali sono le misure adottate, chiusure anticipate per la movida violenta. Ora il Comune frena, l'amministrazione prepara un'ordinanza che fissa la scadenza oraria per la vendita delle bevande alcoliche. Sempre nella stessa pagina c'è un'intervista anche ad Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia. La mafia sfida le istituzioni per riavere il consenso. La Commissione regionale oggi nella sferra cavallo bersagliata dal racket. Il presidente: le cose potrebbero peggiorare. E allora Emanuela, noi però restiamo a parlare di sicurezza. Tu stessa ieri sei stata in prefettura a Catania dove è stato firmato un protocollo d'intesa, è così? Sì. È stato tra l'altro con ovviamente presenti tutte le forze dell'ordine, ma anche i gestori dei locali catanesi, esatto, delle discoteche. Sentiamo appunto. E tu stessa ci dici che cosa è successo. Esatto. Eccolo qua. Prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all'interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali da ballo. In prefettura a Catania è stato siglato un protocollo per una movida più sicura. L'accordo di validità triennale costituisce un'avanzata sinergia tra pubblico e privato in piena attuazione della normativa vigente e delle linee guida del Ministero dell'Interno. Gli operatori che sceglieranno di aderire volontariamente si impegneranno ad adottare un pacchetto di misure che prevede anche l'installazione di impianti di videosorveglianza esterna sulle vie di accesso e di esodo. Ulteriori misure da adottare vertono su una maggiore illuminazione nelle aree di pertinenza come giardini e parcheggi e sull'adozione di un codice di condotta dell'avventore, la cui violazione consentirà ai gestori di negare l'accesso o allontanare i trasgressori. Per quanto riguarda i minori, oltre al divieto di somministrazione di alcolici, verrà utilizzato un timbro lavabile sul corpo dei ragazzi per facilitare il controllo visivo del personale ed evitare l'elusione delle norme. Nei locali da ballo si attiveranno contapersone e addetti alla sicurezza proporzionali alla capienza, ma anche metal detector, 4 addetti antincendio, corsi di primo soccorso per lo staff ed etilometri all'uscita. Parallelamente verrà rafforzata l'azione di controllo lungo le vie di afflusso e il contrasto alle organizzazioni abusive di spettacoli e ai falsi circoli privati. L'efficacia complessiva dell'accordo sarà monitorata da una cabina di regia istituita nella prefettura etnea. E sin qui naturalmente il nostro servizio. Emanuela, sui giornali. Sì, vediamo sulla pagina di Catania e Provincia della Sicilia: locali e discoteche si attrezeranno per garantire la massima sicurezza. Sottoscritto un protocollo d'intesa in prefettura che sancisce sinergia pubblico e privato per una movida sicura. Quindi vediamo un po' il tema accomuna tutte le città siciliane. Prima parlavamo di Palermo, ma anche a Catania si cerca un modo per prevenire e contrastare appunto tutto ciò che appunto fa della movida poi diciamo un momento di violenza e di mancanza di sicurezza. E adesso un tristissimo report, il report sui femminicidi nel paese. Pensate, 163 le vittime dal 2010 e Catania ha una maglia decisamente nera. Sentiamo. Dal 2010 ad oggi in Sicilia sono 163 le vittime di femminicidio, anche se dai dati raccolti dall'Associazione Centro Famiglie il fenomeno è in leggera diminuzione. Catania rispetto alle siciliane è maglia nera con 52 casi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito di tutte le situazioni di femminicidio dal 2010 ad ora. È un dato un po' inedito, però ad oggi questo è, con alcuni centri con particolare riferimento. Caltagirone. Intanto i casi legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti rimangono un'emergenza costante. Grazie a Dio noi abbiamo una ottima collaborazione con la Questura, credo che stanno molto aumentate le denunce. Il Centro Famiglie con sede operativa a Catania
impegnato nel contrasto alla violenza su più fronti grazie a una rete con gli uffici della Questura e dell'UDEPE, l'organo ministeriale che gestisce le misure alternative alla detenzione, a Tamara Ollus e agli enti collegati. Accanto a loro il CUAV si occupa di avviare un percorso di consapevolezza e recupero con incontri individuali e di gruppo per gli uomini autori di violenza. Organizziamo dei percorsi di riflessione sugli agiti violenti che hanno compiuto. La parte più importante comunque è la loro consapevolezza. Solo nel 2026 sono stati 56 gli uomini che si sono rivolti spontaneamente al centro. Qual è la prima cosa che dite a un uomo che si presenta da voi? Sicuramente c'è una domanda per noi fondamentale, che è quella del riconoscere perché è qui. Intanto il 6 giugno torna a Catania l'evento nazionale I panni sporchi. Si lavano in pubblico con flash mob per dare un segnale unitario contro la violenza. E quindi insomma maglia nera a Catania, lo leggiamo anche sui quotidiani, Emanuela. Sì, vediamo sempre sulla Sicilia questo report del Centro Famiglia APS sulla violenza di genere, femminicidi e allarme. La provincia di Catania appunto prima in Sicilia. Andiamo a vedere quali sono questi casi. Il capoluogo etneo in particolare ha visto ben 17 casi di femminicidio, seguito da Caltagirone, Giarre e Nicolosi. Quindi comunque dati alti per quanto riguarda la provincia etnea, come abbiamo sentito nel servizio e come abbiamo letto anche in questo articolo. E adesso il Catania, si era parlato di miracolo, si era parlato di impresa impossibile, ecco non ci sono stati miracoli, c'è stata la voglia di farcela certamente dei giocatori rossazzurri ieri sera per ribaltare il pesantissimo risultato dell'andata di 4-0, è finita al Massimino contro l'Ascoli 2-1, è sfumato il sogno. Serie B, il servizio. Il Catania ci mette l'orgoglio, vince 2-1 con l'Ascoli dopo essere stato in vantaggio 2-0 e aver sfiorato il terzo gol. Rossazzurri fuori dai playoff con una domanda aperta: come sarebbe andata se al Del Duca gli etnei avessero messo la stessa voglia e convinzione mostrata al Massimino. Toscano, al passo d'addio, per inseguire il miracolo si affida alle due punte, Caturano e Forte, contemporaneamente in campo. Il Catania prova subito a pressare, l'Ascoli non rinuncia a giocare ma arriva l'errore. Di Tacchio va in pressione su Vitale che sul retropassaggio riesce solo a toccare senza controllare. In agguato c'è Caturano che spedisce il pallone in rete 1-0 dopo poco più di 7 minuti. L'Ascoli ha subito la possibilità di pareggiare, ma Dini è bravo su Duffizzi. Poi si ripete su Alagna che riceve da Guiebre e trova sulla sua strada ancora il portiere. Altre parate di Dini ma anche qualche occasione etnea portano all'azione del 2-0. Rilancio lungo, la palla arriva a Caturano che serve forte. Il sinistro sull'uscita di Vitale è chirurgico, 2-0. Il Massimino è una bolgia, i rossazzurri vanno al riposo sperando nel miracolo. Il Catania ritorna in campo invece dei fischi iniziali, trova l'incoraggiamento del pubblico, i rossazzurri ci credono, D'Ausilio si lancia verso l'area avversaria, potrebbe servire Caturano sulla sua sinistra ma va in azione personale, conclude dopo un dribbling e manda il pallone sull'esterno del palo. Poteva essere il gol che avrebbe riaperto definitivamente la doppia sfida mandando l'Ascoli in affanno. È il vero spartiacque del match perché il Catania non riesce più a rendersi veramente pericoloso pur continuando a premere e collezionando punizioni e angoli fino alla rete che spegne ogni speranza. I marchigiani riescono a ripartire spinti come al solito da Guiebre che serve Ovisac, il tiro sbatte contro il palo ed entra 2-1. L'atmosfera al Massimino cambia completamente, bombe, carte e fumogeni fanno fermare il gioco fin quasi al 90°. I successivi 6 minuti di recupero vissuti in un clima surreale servono solo a mandare la sfida in archivio, così come una stagione vissuta per mesi da protagonisti e poi chiusa da una serie di errori ad ogni livello e moltissimi rimpianti. E immagino che sui giornali i titoli si sprecheranno per questo risultato, Emanuela. Eh sì, e allora vediamo la Sicilia, le pagine dello sport, illusione e lacrime, la partenza è all'assalto, il Catania spinge, ci crede, poi il finale è amarissimo, il 2-1 non basta, purtroppo c'era quel risultato dell'andata che era pesantissimo, la sblocca subito Caturano, Forte firma il 2-0, nella ripresa il palo di D'Ausilio spegne il sogno della rimonta. Infatti qui viene sottolineato maledetto palo in avvio di ripresa, la grande illusione D'Ausilio dopo una sgroppata che ha preso in controtempo la difesa ospite, ha tirato da sinistra sul palo più lontano. Alla fine questo episodio si è rivelato fatale nell'economia della partita. E poi andiamo a vedere nelle altre pagine intanto i 20.000 tifosi a sostegno.
poi esplode la rabbia con il lancio di petardi e fumogeni in campo. Dopo aver spinto fino all'inverosimile, gli ultra delle due curve hanno dato sfogo al loro malcontento, quindi ci sono stati momenti di contestazione da parte appunto degli ultra della curva nord. E poi andiamo a vedere ancora Toscano, le parole del tecnico che a quanto pare insomma si avvia verso la rescissione del contratto con il Catania. Frasi di addio: a gennaio la squadra si è visibilmente sfaldata, ha detto. Qualcuno tra i miei calciatori doveva capire che cosa vuol dire allenarsi e giocare in una piazza del genere. E poi il presidente Pelligra che lascia la tribuna in lacrime, il pubblico invece chiede la testa del suo vice Grella. Il patron applaudito a più riprese prima dell'inizio del match, ma al triplice fischio i tifosi hanno chiesto radicali cambiamenti all'interno del club. Questo insomma un po' per riassumere quello che è successo ieri dalle pagine della Sicilia. Allora continuiamo, Roberta, a vedere le prime pagine. Riprendiamo proprio dalla Sicilia, vediamo appunto la notizia dedicata al Catania nel taglio centrale: vergogna finale, il cuore non basta, il Catania vince solo 2-1 ed è follia ultra. Ma vediamo naturalmente anche le altre notizie. Inferno di fuoco. Tornando a Palermo, devastante rogo in deposito di Sicily Baykar, la sfida di Dragotto, non hanno dove andare. E poi sempre nel taglio alto si torna a parlare delle terme di Sciacca, ritorno al futuro, sì al piano di rilancio da 90 milioni. Ancora il caso Galvagno, cade la corruzione per il Capodanno, archiviazione del GIP, il capitolo del Capodanno esce definitivamente dall'inchiesta che vede coinvolto il presidente dell'ARS Galvagno, l'archiviazione segue lo stralcio. E poi si parla ancora delle amministrative in Sicilia, Lavardera balla da solo, ballottaggi, rush finale. Ad Agrigento Lavardera annuncia ai ballottaggi controcorrente va da solo, non faremo alcun accordo. Nel centrodestra Gentile scarica Longe, nessun apparentamento, alla rush finale anche Ispica e Bronte. E poi De Luca, stacchiamo la spina a Schifani, queste le parole del leader di Sud Chiama Nord. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, avevamo già letto l'apertura dedicata proprio a questo ennesimo atto intimidatorio nei confronti di Sicily Baykar, ma si parla anche di Mondello. L'italo-belga chiede più tempo, proroga di 1 mese alla società per i lavori e attrezzare i lidi dopo la sentenza del CGA. Poi, per quanto riguarda la politica siciliana, il dopo amministrative, Schifani esclude le elezioni anticipate, Schifani prova a spegnere i rumors sulle elezioni anticipate e rinvia dopo i ballottaggi il confronto nella maggioranza per placare le risse in corso. Ancora andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Palermo, la città nella morsa del racket, il governo che ha annunciato ci saranno più telecamere, questo l'annuncio appunto del ministro Piantedosi. Oggi c'è un'intervista a Pier Ferdinando Casini. Invece per quanto riguarda la politica, i cacicchi sono figli del crollo dei partiti nazionali. E poi centrodestra in crisi, Schifani vado avanti. Abbiamo detto la discussione e il confronto nella maggioranza è stato rimandato a dopo i ballottaggi. E poi vediamo ancora nel taglio basso, zone blu, Amat, arrivano 4.600 stalli a pagamento, questo per quanto riguarda la città di Palermo. E poi il romanzo popolare di Pinoleto, una casa all'ex campione di box. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Intanto la politica, i venti di crisi nel centrodestra, Schifani avanti come un treno, il governatore nessuna intenzione di voto anticipato, Lombardo un vertice io non ci vado, ha detto il leader autonomista. E poi dalla prima pagina vediamo appunto questa intervista a Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera. Il centro-sinistra non ha sfruttato la spinta del referendum, questa la sua
sua analisi sul voto delle amministrative. Perché in Sicilia non è stata convogliata sul voto la domanda di difesa della Costituzione? De Luca e Crisafulli sono figli del crollo dei partiti, questo appunto il suo commento. E poi invece per quanto riguarda la cronaca, purtroppo in Sicilia si contano altri morti sul lavoro, 2 morti sul lavoro in meno di 24 ore, da inizio anno sono già 18 le vittime, incidenti a Francofonte e a Catania, Giordano, violazioni in tema di sicurezza perché non c'è nessuna paura dei controlli. E poi sempre dalla prima pagina la parabola di Pino Leto, arriva un alloggio popolare per l'ex campione di box. Oggi viene raccontata questa storia. In questi anni il pugile non ha mai abbandonato la vucciria, era il più bel bazar d'Europa, ma l'hanno distrutto. Questo il suo commento, le sue dichiarazioni. Lo vediamo negli anni '80, appunto, quando era pugile nella piazza della vucciria, adesso dove abitava. Vediamo ancora la prima pagina della Gazzetta del Sud, in alto questa notizia: tangenti occulte alla CAS, la Cassazione da rifare il processo all'ex vicepresidente Gazzara. E poi no al dissalatore a Filicudi, si allarga la protesta contro la collocazione dell'impianto. E poi a Santa Teresa di Riva aperto il parcheggio nel terreno del comune, in parte rivendicato da un privato. Vediamo poi invece le elezioni a Messina, psicodramma degli sconfitti, gli strascichi del voto a Messina, mentre oggi Basile ritorna ufficialmente a Palazzo Zanca dopo aver vinto nuovamente le elezioni sul banco degli accusati. Matilde Siracusano, ma Forza Italia se la prende con gli alleati a sinistra e resa dei conti, mentre invece a livello regionale il centrodestra è nel caos, ma Schifani appunto esclude le elezioni, come abbiamo già visto. Nel taglio centrale vediamo intanto il rogo nella Sicily by Car a Palermo, ma poi c'è questa notizia: gioco d'azzardo, affari miliardari e la capitale italiana, pensate un po', è Patti nel messinese. Libro nero sul gioco d'azzardo curato da Fondazione Iscon, Federconsumatori e CGIL. Messina è maglia nera in Sicilia e dicevamo appunto Patti sarebbe proprio l'epicentro del gioco d'azzardo. Vediamo nel taglio basso troppi bimbi non vaccinati, piano di intervento a Messina, porte aperte nei centri ASP per consentire i recuperi. E allora ci fermiamo per questa parte della rassegna stampa, ma torneremo con Emanuela tra pochissimi minuti, giusto il tempo di dare uno sguardo alla circolazione su Catania, su alcune delle arterie che vi mostriamo tutte le mattine, devo dire con immagini che si assomigliano pressoché ogni giorno. Questo è l'ex Tondo Geni, ovviamente traffico a rilento, una zona davvero molto spesso appunto toccata da un traffico impossibile. Con le immagini ci spostiamo sul viale Vincenzo Giuffrida, altra via fondamentale della città, l'ingresso in città, con le macchine in questo momento ferme al semaforo e con un flusso veicolare in uscita che invece si muove piuttosto tranquillamente, in modo fluido. Ecco qua invece il viale Odorico da Pordenone, i due sensi di marcia, il traffico verso Mister Bianco più sostenuto, mentre quello verso Ognina decisamente insomma, più fluido, meno problematico per come dire, gli automobilisti. E adesso altro tipo di cartolina, quella della Playa di Catania. Ogni tanto facciamo come dire un giro alla Playa di Catania, eccola qua il litorale della Playa catanese. Questa giornata si preannuncia un'altra giornata molto calda, quindi immaginiamo che sulle spiagge, Emanuela, qualcuno insomma lo troveremo certamente. L'Etna è qualche nube, la neve è praticamente ormai scomparsa, un'altra immagine molto edificante che comprende anche normalmente a Buongiorno Sicilia anche la cartolina da Taormina. Con questa parte diciamo ci fermiamo qua, una pausa, giusto il tempo per dare un po' di respiro ad Emanuela Corsi che subito dopo vi aspetta con la pagina nazionale e internazionale della rassegna stampa.
siamo tornati in studio, subito Emanuela Corsi per la seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi. Oggi tante notizie sulle prime pagine dei quotidiani, naturalmente si parte sempre dalla guerra in Iran, ma poi si parla anche di cronache, di fatti avvenuti nel nostro paese e anche di politica. Ma intanto vediamo il Corriere della Sera, l'apertura, Trump gela l'Iran sull'intesa, Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader degli Stati Uniti dice è falso. L'Unione Europea intanto spinge per l'ingresso di Kiev, ma arriva il no della Lega. La Premier invece va avanti. Questo tema dell'ingresso proprio di Kiev nell'Unione Europea spacca il governo, perché appunto, come leggiamo, la Lega è contraria, mentre invece Meloni favorevole. E poi vediamo le altre notizie sempre nel taglio alto, la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia e ancora il bilancio delle amministrative, i veti, le alleanze, è iniziata la marcia verso le elezioni. A proposito di elezioni, pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Leggiamo la maggioranza ha deciso di accelerare i tempi, presentato il testo bis che approderà ora in Commissione Affari Costituzionali con l'obiettivo di farla approvare alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione insorge contro la decisione di fissare l'inizio dell'esame del testo in aula il 26 giugno. E poi vediamo ancora nel taglio centrale la foto dedicata al premier spagnolo Pedro Sánchez, finito nei guai, la polizia nella sede del Partito Socialista, il mese terribile di Sánchez. Il leader intanto è a Roma per una visita al Papa, severi in caso di irregolarità. E dicevamo, oggi si parla molto di cronaca, ma prima vediamo questa notizia: cure anticancro. Ecco gli studi sui nuovi farmaci che sono stati presentati durante il congresso di Chicago. Per la cronaca invece a Milano l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dal gang, lite sulla sicurezza in città con il ministro Salvini che attacca. Andiamo a vedere meglio questa notizia, la troviamo in primo piano su Repubblica di oggi. Milano, ucciso in stazione, caccia ad una gang di latinos. Un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra, Ibarra Silvera, che vediamo appunto in questa foto, è stato accerchiato e ferito a morte. Gli aggressori sono in fuga. E poi scontro politico sull'ordine pubblico e polemica sulla sicurezza a Milano dopo che un ragazzo di 22 anni, appunto Gianluca Ibarra Silvera, è stato aggredito e ucciso alla stazione Certosa da un gruppo di giovani. Si indaga su una banda di latinos. Il padre della vittima: ho riconosciuto il capo di una gang, questo è il loro territorio. E poi c'è un intervento del sindaco di Milano Sala: sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. Vediamo Kiev nell'Unione Europea, il governo è diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani. E poi questo no invece perentorio della Lega, danno enorme, assolutamente contrari, il PD, Meloni sconfessi i filorussi. Si parla anche di Iran, ecco l'accordo con gli Stati Uniti, ma appunto la Casa Bianca poi smentisce. Sánchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del Partito Socialista. E allora vediamo anche sulla Stampa le notizie principali. C'è un'apertura diversa, si parla di giovani, aiuti ai giovani, l'ultimo flop sprecato, il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, soprattutto giovanile, per quanto riguarda i ragazzi tra i 20 e i 29 anni, un bacino di NEET ancora elevato, il secondo più grosso a livello europeo, il buco dei ricercatori arruolati attraverso il piano. In Italia il PNRR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale, questo lo dice
un rapporto della fondazione ETS. Intanto il governo di Giorgia Meloni e Bruxelles polemizzano sull'energia. Allora lo vediamo sempre nel titolo: tensione sull'energia, Meloni, fondi recovery per alleggerire le bollette. Bruxelles, dovevate investire sulle rinnovabili. Questa la risposta appunto dell'Europa. E poi vediamo invece il cardinale Pizzaballa che conforta un uomo che è stato ferito durante i raid israeliani contro una chiesa di Gaza. No al culto della guerra. Il patriarca di Gerusalemme, appunto Pizzaballa: Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Ancora, vediamo Avvenire, i 2 laboratori segreti. Oggi Avvenire parla di questi super bunker dove si trova l'uranio in Iran. I 2, ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone, nel complesso militare di Parkin. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. E in questo reportage, tra l'altro, si dice che il primo raid degli Stati Uniti non avrebbe distrutto appunto questi laboratori segreti, così li chiama Avvenire, questi super bunker appunto dove viene arricchito l'uranio. Ancora, i lavori dell'intelligenza artificiale, il consulente etico, le ricadute dell'intelligenza artificiale e le riflessioni sulla magnifica Humanitas. Andiamo a vedere il resto del Carlino. In questi giorni si parla di quest'ondata di caldo anomalo che ha colpito soprattutto il Nord Italia con temperature record da piena estate. Allora, cos'è accaduto a Reggio Emilia? In classe con 32 gradi una studentessa finisce all'ospedale. Adesso è allarme appunto nelle scuole perché non ci si aspettava questa impennata delle temperature, che tra l'altro non riguarda soltanto l'Italia ma un po' tutto il continente europeo. Anche in Nord Europa si registrano delle temperature mai viste. L'apertura è dedicata invece alla legge elettorale in aula, ma è scontro sui tempi, come abbiamo già visto. E poi la fotonotizia: ucciso a 22 anni dalla gang, il sindaco Sala dice più rigore, il fatto che arriva da Milano. A Monghidoro, travolta sulle strisce, storica barista muore a 83 anni. Il guidatore forse era al telefono. Un ennesimo caso di persona che viene travolta appunto mentre sta attraversando sulle strisce pedonali e che perde la vita. Proprio pochi giorni fa parlavamo di un caso che è accaduto a Palermo. Una donna che passeggiava con il cane appunto è stata investita ed è morta. Andiamo avanti, andiamo a vedere anche il Messaggero di oggi. Ostacolo Hormuz per l'intesa. Iran, c'è la bozza d'accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti dicono falso, sarà accessibile a tutti. E poi il Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. E a proposito di carburanti e di impennata dei prezzi, Meloni, stop alle spese per le armi, prima le bollette. Il confronto con il ministro Crosetto a Palazzo Chigi. Mentre a Bruxelles si discute di un nuovo pacchetto armi per Kiev, Meloni dice no a Crosetto su ulteriori fondi per la difesa, servono appunto per contenere il caro energia. Dicevamo spesso in questi giorni uno degli effetti più drammatici dal punto di vista economico di questa guerra in Iran. E poi vediamo questa foto che arriva da Roma, Villa Borghese come Central Park, vediamo appunto Villa Borghese con questo nuovo manto erboso. Il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24. Il Giornale di oggi, vediamo Spagna, perquisita la sede socialista, Sanchez assediato. E poi sprint sulla legge elettorale, servirà indicare il premier. Il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premio scatta al 42%. Andiamo sul Libero invece.
che apre con delle minacce che sono state ricevute dal direttore Mario Secchi. Vogliono ammazzare il direttore di Libero, così titola, minaccia a Secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe. La solidarietà del Premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Poi c'è proprio un editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero. E poi vediamo Sanchez che appunto va dal Papa, la polizia invece è nei suoi uffici, il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. Prima di lui appunto era finito in una inchiesta l'altro ex premier spagnolo. Vediamo La Verità che parla invece dei socialisti italiani, socialisti con i soldi degli altri. Che disastro, i miti della sinistra italiana. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid e a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. A New York il sindaco Mamdani in stile Salis vuole requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Quindi insomma si fa una carrellata di quelli che sono i leader stranieri tanto cari al Partito Democratico in Italia. E allora finiamo qui per quanto riguarda... Se vuoi possiamo anche continuare, non lo so. Se hai un'ultimissima la possiamo anche dare. Allora, un'ultimissima, possiamo vedere qualche notizia di economia, ma soprattutto questa notizia che è molto interessante, la troviamo sul Sole 24 Ore di oggi. Vivere sulla Luna, la NASA accelera, saranno italiane le prime abitazioni. Quindi Roberta, prepariamoci. Andiamo a comprare casa sulla Luna. Allora, ne valeva la pena per quest'ultimissima, grazie a Emanuela Corsi. Noi ci fermiamo e poi rientriamo per parlare di una grande soddisfazione sicuramente per quello che riguarda ciò che rappresenta la squadra del CUS Catania di rugby e soprattutto della grande attesa, frenetica attesa per quello che potrebbe essere davvero un risultato eclatante. Non dico più niente, vi aspetto tra un attimo. E siamo tornati in studio. Prima di aprire lo spazio che vi avevo preannunciato, una notizia dell'ultima ora: la DDA di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta su presunti illeciti nel ciclo gestionale della discarica Timpazzo a Gela. Siamo dunque in provincia di Caltanissetta, come avete compreso. Sono 6 gli indagati, compreso il vertice della società in house Impianti SRR, che gestisce il sito e il servizio rifiuti nel territorio della SRR4 per l'area sud della provincia di Caltanissetta. Davanti al GIP si presenterà anche l'amministratore di impianti, l'ingegnere Giovanna Picone, riconfermata lo scorso anno. Cambiamo decisamente pagina, do il benvenuto con molta gioia al professore Nino Puleo, responsabile della sezione rugby del CUS Catania, e poi a Giulio Di Mauro, allenatore della 3/4 del CUS Catania appunto di rugby. Ben trovati. Grazie. Allora, la gioia, scusate un po' di pizzico alla gola, ma è tempo per parlare per voi assolutamente di quella che si prepara come una possibile, come dire, una possibile impresa, ma fino a un certo punto le imprese sanno di cose impossibili. La squadra, la formazione del rugby del CUS Catania milita in Serie B da 10 anni e fra qualche giorno arriverà una gara molto importante. La possibilità di festeggiare sarà piena dopo la gara di andata contro il Monferrato Rugby, vinta benissimo a Catania e alla Cittadella. Adesso il 31 c'è la gara ovviamente di ritorno. Sì, lei ha detto bene, sono 10 anni che facciamo la Serie B e come dicevo la nostra soddisfazione è aver avuto una progressione nei miglioramenti. Ho detto ai ragazzi da settimi e poi sesti e poi quinti e poi quarti, e questo secondo posto che è storico, che ci ha permesso di fare questi play-off, e quindi voglio dire, questo già ci riempie tanto di soddisfazione per questo periodo di gradualità che ci ha portato a questo risultato.
E questa gradualità, in fondo, no? È un po' il grande insegnamento dello sport, nel senso che quando ci si impegna, no? Si scala quella montagna gradino dopo gradino, la fatica è tanta, ma la soddisfazione è massima, e quindi è lo sport che ti insegna a vivere, in fondo. Sì, perché poi nel percorso sportivo qualche delusione la prendi, e qualche domenica che magari torni a casa amareggiato, però devo dire, in questo periodo, in questi anni, l'avere anche costruito un gruppo squadra a livello dirigenziale, uno staff tecnico assolutamente professionale, di ragazzi, dico io chiaramente, che hanno creduto in questo, i ragazzi che stanno scendendo in campo e che non mancano un allenamento, per cui non è un risultato, se viene, se non viene non viene, ma è un qualcosa a cui tu ci credi. Allora, se tu ci credi in maniera così, con passione, con voglia, con sacrificio, poi secondo me nel tempo, senza avere premuto, i risultati arrivano. I risultati arrivano. Allora, Giulio Di Mauro, appunto reduci da una bella vittoria a Catania contro Monferrato, rugby 15-3, un risultato che appunto non arriva a caso, e proprio il tecnico vorrei coinvolgerlo nel commento delle immagini che ci avete portato e che ricordano appunto la vittoria di questa gara di andata della finale playoff. Le vogliamo far vedere, magari andiamo proprio con lei al commento di questa giornata. Arrivano le immagini da parte della nostra regia, ecco, le vedo, stanno per arrivare, eccole qua. Allora, sì, questo l'ingresso in campo, una partita è stata molto sentita anche nelle settimane precedenti appunto a questa, una partita molto fisica, una partita molto combattuta fino all'ultimo minuto, molto rispettosa, quindi comunque giocata da due squadre che volevano giocare al rugby, volevano fare sport e volevano divertirsi, quindi questo è stato un punto piacevole di questa domenica. E ovviamente entrambe le formazioni volevano dare il massimo, e si è visto, infatti la partita è stata molto combattuta per quasi tutto il tempo della gara. Quanto è durata? Quanto dura la gara? Una partita dura a due tempi da 40 minuti, con delle piccole soste che facciamo soprattutto nelle giornate un po' più calde, che ci permette di recuperare dal caldo. Noi, devo dire, abbiamo fatto un'ottima partita, attaccando e spingendo molto, qualche rammarico perché abbiamo perso qualche occasione che ci poteva portare a fare qualche punto in più. Qua per esempio vediamo un'ottima meta di Colombrita, un ragazzo cresciuto al campo da quando è piccolissimo, quindi è un orgoglio anche per noi vedere ragazzi che da quando hanno 10 anni fino ai 30 sono lì sul campo e vanno a segnare in una partita così importante. Quindi, come dicevamo, qualche rammarico per qualche punto che potevamo segnare in più, ma siamo comunque contenti perché uscire dalla gara di andata con 4 punti e quindi arrivare a una domenica, appunto, alla partita di ritorno con una consapevolezza anche del nostro potenziale, ci fa bene. Allora, lei ha detto una gara molto fisica, no? C'è il luogo forse comune, aiutatemi voi, no? Cercare di sfatare, qualora fosse tale un mito, che appunto il rugby sia prevalentemente solo uno sport fisico. In realtà non è solo fisico, cerchiamo di spiegare anche la tecnica che c'è dietro, la testa che c'è dietro una partita. Sì, assolutamente. Appunto, come dicevamo, c'è spesso un luogo comune. In realtà la componente tecnica all'interno del gioco è molto elevata, sia dal punto di vista fisico, atletico, ma anche di gesti tecnici individuali, quindi come possono essere dei calci, dei passaggi, delle skills che esulano un po' dall'essere grosso, quindi dall'essere fisicamente dominante. È una parte importante del gioco, ma non è l'unica. E questo a testimonianza anche il fatto che tanti ragazzi, tanti giocatori di rugby anche a più alto livello hanno delle fisicità normali, fisicità che non sono sempre quelle
enormi che ci aspettiamo, ma vediamo Samuele, il numero 10, che in questo momento sta calciando, diciamo, la sua caratteristica principale è quello di essere un giocatore molto tecnico, quindi il rugby è bello anche per questo, dà la possibilità a tutti di potersi divertire, dal più alto al più piccolo, dal più veloce al più lento. Allora, professore Puleo, io vorrei una nota da parte sua di questa grande mamma che è il CUS. È la grande mamma perché quando pensiamo al CUS pensiamo a questo connubio meraviglioso, no? Tra lo studio e lo sport, qualcosa che dovrebbe andare a braccetto sempre nella vita. Quindi siete oggettivamente responsabili in senso positivo, no? Di un modo, di uno stile di vita che deve essere un po' un imprinting per il futuro. Il CUS, Centro Universitario Sportivo di Catania, è chiaro che ha una funzione importante primaria, la gestione dello sport universitario. Certo. Però di contro c'è anche l'anima federale. Cioè, al CUS ci sono 18 sezioni agonistiche, quindi 18 sport. Però abbiamo anche la fortuna di vivere una struttura che è all'interno dell'università. E sono pochissime i CUS che hanno questa possibilità, quindi lo studente oggi, parlando dello studente, finisce la lezione e con 100 metri a piedi va a fare sport il pomeriggio, quindi anche il fuorisede. Quindi questa è una realtà convincente che permette a noi del CUS Catania veramente di offrire il massimo quello che può dare come offerta sportiva, sia allo studente ma anche a chi fa attività federale. Fra l'altro attività federale, dicevo 18 sezioni, che non è soltanto la Serie B da 10 anni, ma parte mi permetta, da bambini e ragazzini di 6 anni. Noi abbiamo i cosiddetti under 6, 8, non lo voglio annoiare, 10, 12, no, 14, ma lei non annoia 18, perché ci sta raccontando una realtà. Under 18, alcune ragazze femminili che in collaborazione con i Briganti di Librini fanno la Serie A femminile, un movimento di ex giocatori chiamate old che girano il mondo a portare avanti anche questo sport che poi un po' ha questa caratteristica di legare rapporti, amicizie che vanno anche al di là del contingente, essere amici oggi perché siamo compagni di squadra oggi, ma perché si rimane negli anni, decenni, differenze di età di 10 anni, 20 anni, 30 anni dove come dire, i rapporti rimangono e la nostra tribuna è piena alla domenica degli ex giocatori che vanno a fare il tifo per i nostri ragazzi. E questo per noi è motivo di soddisfazione, che l'ex giocatore è vicino alla squadra. Ecco, a noi farebbe molto piacere anche attraverso questi dialoghi, no, televisivi, ma in generale quando si raccontano le cose che attorno al CUS Catania e al rugby, ma a tutte le discipline, in particolare in questo momento si vive questa cavalcata, no, verso la Serie A, ci farebbe piacere che non solo gli ex giocatori, ma anche i catanesi si legassero fortemente ai colori rossazzurri anche per il rugby, che è chiaramente uno sport che può creare collante, che può creare emozioni. In Italia si è cresciuti molto nel gradimento nei confronti del rugby. E il rugby è diventato sempre di più uno sport televisivo, cioè è apprezzato ed è visto molto in televisione. È visto molto dai ragazzi, dai bambini, per cui il rispetto che si ha per l'arbitro, per l'avversario è un rispetto che è una prerogativa del nostro sport. Nel rugby nessuno si permetterebbe di contestare minimamente una decisione dell'arbitro, minimamente, cioè viene accettata. Se noi abbiamo anche un'espulsione temporanea di 10 minuti, ma nessuno si permette. È un problema culturale e di crescita, anche perché i bambini cominciano presto e quindi acquisisce un modo di stare in campo, un po' di rispettare il compagno, l'arbitro e l'avversario. Ma infatti dico un luogo comune, ma noi
luogo comune. Il terzo tempo, domenica scorsa, è chiaro che siamo stati tutti assieme, i ragazzi del Monferrato, i ragazzi del Cusso e tutto il pubblico assieme a mangiare qualcosa, a bere qualcosa a fine partita, e questa è una caratteristica che nel rugby ci si tiene più di qualunque altra cosa. Giulio Di Mauro, che partita sarà quella del 31 maggio? Sicuramente sarà una partita tesa perché ci giochiamo appunto entrambe le squadre una promozione, per noi storica, è un percorso lungo 10 anni come dicevamo poco fa, quindi molto importante. Sicuramente sarà anche la partita di ritorno una partita molto fisica, abbiamo visto una grande difesa del Monferrato domenica a Catania, quindi ci aspetteremo un'altrettanta difesa arrembante appunto. Abbiamo attaccato per quasi un tempo intero, abbiamo trovato veramente un muro difensivo, quindi il nostro focus principale sarà quello, scendere in campo comunque per cercare di replicare la bella partita dell'andata, magari migliorare quei piccoli aspetti di cui parlavamo prima per andare a realizzare qualcosina in più, e poi la tensione di uno spareggio ci può fare sempre scherzi, quindi sicuramente ci aspettiamo una partita molto dura anche domenica. Allora, che dico? In bocca al lupo ci sta sempre, in qualsiasi sport, qualsiasi situazione, si dice, e soprattutto l'auspicio di rivederci, per rivederci, per raccontare qualcosa. Basta, non diciamo altro. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie. In bocca al lupo naturalmente al Cus Catania di rugby, e noi a questo punto, come da scaletta, andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi rientriamo in studio. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì infiltrazioni di aria fresca dal nord Europa determineranno dei fenomeni a tratti su Alpi, Prealpi, pianura centro-orientale, ma anche sulla dorsale appenninica. Diamo uno sguardo in Sicilia, dove il contesto sarà anticiclonico, dunque una giornata assolata con lievi velature di passaggio. La ventilazione tenderà a rinforzarsi più nella seconda parte del giorno sul versante meridionale. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi. Uno sguardo adesso alla giornata per venerdì. Avremo inizialmente prevalenza di sole con clima asciutto. Poi nella seconda parte del giorno, come possiamo notare, delle precipitazioni anche a sfondo temporalesco interesseranno il comparto centro-orientale. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo. E siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ci sono aggiornamenti che vi vogliamo dare nel corso di una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo. Sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa, e sono stati sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Di questa operazione certamente si parlerà in questo momento nei siti, ma insomma nei giornali online, perché è stata veramente battuta da pochissimo. Ho qui con me Emanuela Corsi che ci aggiorna da uno sguardo, insomma, le ultime notizie, non solo. Emanuela. Vediamo più che altro degli approfondimenti dai quotidiani, Roberta, poi magari andremo a vedere anche degli aggiornamenti sui siti, sul nostro sito siciliaweb.it. Partiamo da questo approfondimento del Corriere della Sera, che poi è anche il tema di apertura, l'Iran che illustra questo accordo per la tregua in televisione, ma gli Stati Uniti parlano di totale invenzione. Quali sono i punti di questo accordo? Ritiro delle forze statunitensi dai confini iraniani e la riapertura di Hormuz, e poi 300 miliardi per ricostruire. Oggi sempre sul Corriere ci sono le varie tappe di questi negoziati che vengono ricordati, allora li ripercorriamo assieme. A febbraio raid
e mare chiuso, e il 28 febbraio Stati Uniti e Israele lanciano un attacco massiccio contro l'Iran. Teheran risponde con missili e droni contro Israele, paesi del Golfo, e chiude lo stretto di Hormuz al traffico commerciale. Poi arriva la tregua di aprile. Si parla di stretto. Dopo settimane di scontri, i mediatori pakistani ottengono una tregua di 2 settimane con la riapertura parziale di Hormuz e l'avvio di colloqui su un cessate il fuoco più lungo. Strategico appunto il ruolo del Pakistan in questi negoziati però falliti. L'11 aprile, dopo un round, Trump dichiara che la Marina statunitense bloccherà tutti i porti iraniani. Il 13 aprile il Pentagono conferma che le forze armate iniziano ad applicare il blocco. Poi si parla di questo quasi accordo, ma è Teheran a frenare. Il 23 e il 24 aprile Trump dichiara che un accordo è ampiamente negoziato e parla di riapertura sempre dello stretto di Hormuz, una versione però revisionata da Teheran, che invece dice che c'è ancora bisogno di tempo e frena gli entusiasmi. E poi ieri la TV iraniana ha diffuso questa bozza del cosiddetto Memorandum di Islamabad, ritiro parziale delle forze USA, fine del blocco ai porti, apertura di Hormuz. La Casa Bianca invece poi alla fine dice è tutta un'invenzione, quindi tra bozze, giravolte, smentite, il Golfo trattiene il fiato, Teheran non molla lo stretto e fa sponda con l'Oman, le parti non la vogliono ma resta il rischio di escalation. E poi c'è un nuovo pericolo che oggi sottolinea il Corriere: i Pasdaran hanno già promesso una reazione oltre il teatro regionale, quindi si fa sempre un passo avanti, uno indietro, sembra vicina la tregua, ma poi invece tutto viene ridiscusso. Andiamo alla Casa Bianca. Trump che dice non cederò pensando alle elezioni. Ricordiamo che la prossima scadenza per il presidente americano è quella del midterm. Lo faccio per il mondo, il tycoon, Riyadh e gli altri devono firmare gli accordi di Abramo. E poi vediamo invece l'altro fronte di guerra, quello tra Israele e Libano, sempre dalle pagine del Corriere. L'intero Libano del Sud, campo di battaglia. A Gaza è stato ucciso il capo di Hamas, corsa contro il tempo di Bibi prima del voto e dell'alt americano. Allora Emanuela, adesso direi che facciamo qualche passo indietro, perché andiamo a parlare nuovamente della nostra Sicilia, dei problemi, e ne abbiamo discusso tanto nei telegiornali e devo dire purtroppo in molte province dell'isola, ovvero il tema dell'emergenza idrica. Ieri nei nostri telegiornali vi abbiamo parlato appunto della carenza d'acqua nel centro di Siracusa, la protesta dei commercianti di Ortigia che avevano annunciato che ci sarebbe stata una protesta. Ebbene, il sit-in c'è stato e ce lo racconta in questo servizio Francesco Aloi. Guardate. L'acqua zampilla nella fontana di Diana, eppure in alcune zone di Siracusa è emergenza idrica. Una situazione insostenibile con frequenti disservizi. Per questo ieri sera c'è stato un sit-in davanti alla prefettura. Siamo qui per manifestare anche la nostra preoccupazione per il futuro, per quello che può accadere da giorno 1 giugno, quando è prevista il passaggio di consegne dal vecchio gestore al nuovo gestore. È un'operazione molto delicata. Intendiamo chiedere a Sua Eccellenza il Prefetto di farsi da garante. L'acqua c'è, ma oltre il 65% si perde lungo il percorso. Ortigia e Borgata, i quartieri più colpiti. Non veniamo avvisati e quindi viene tolta all'improvviso. Ci alziamo la mattina che non possiamo nemmeno organizzarci la giornata, perché se una deve andare a lavorare ovviamente si deve lavare. Ha più di 4 mesi che non abbiamo più acqua a casa. L'estate è alle porte e la città è già piena di turisti, ma c'è chi, arrivato nella struttura ricettiva, ha deciso di andare via per alloggiare in un'altra zona. La causa, la mancanza di acqua. Sinceramente è vergognoso dover comunicare ai turisti che non c'è acqua. Io mi vergogno. Ma quando i rubinetti sono a secco, a farne le spese sono anche bar e ristoranti. Adesso stiamo raccogliendo delle firme per chiedere al prefetto di convocare un tavolo tecnico con Comune, SIAM e gli altri soggetti interessati.
Ecco, questo è quello che è successo a Siracusa e naturalmente di questo si parla ovviamente perché il tema dell'acqua è estremamente sentito. Emanuela. Sì, in Sicilia è molto sentito, ci sono delle province che soffrono la crisi idrica durante tutto l'anno, anche nei mesi invernali, poi ora con l'avvicinarsi naturalmente dei mesi più caldi il tema si estende a tutta la regione. Allora andiamo sulla pagina di Siracusa e provincia della Sicilia con l'acqua alla gola, questo è il titolo, la protesta appunto per denunciare la crisi del servizio idrico e i rubinetti a secco, soprattutto in alcuni quartieri della città. Vogliamo l'acqua, leggiamo appunto in questo manifesto che viene pubblicato e che vediamo in questa foto. Ma restiamo su questa pagina perché ci sono anche altre notizie che arrivano da Siracusa che sono interessanti. Intanto vediamo colpo shock alla Misericordia. Svuotati tutti i conti correnti. A Rosolini sono spariti i fondi per la ristrutturazione della sede. E poi il caso dell'incidente sul lavoro, un uomo che è stato travolto da un pallet, muore un operaio di 35 anni a Francofonte. E poi c'è un'altra notizia che vediamo, arriva da Pachino, angurie e fucilate, tentativo di furto con un ferito lieve. Questa stessa notizia la possiamo vedere anche sul nostro sito siciliaweb.it. Vediamo ferito a fucilate il catanese che rubava appunto angurie. Un uomo è ricoverato all'ospedale di Maria di Avola con ferite da arma da fuoco alla schiena e alla gamba dopo una sparatoria avvenuta ieri notte nelle campagne di Pachino. In realtà avantieri il ferito originario di Catania si sarebbe introdotto insieme con altre persone in un terreno per rubare delle angurie ed è stato centrato con 2 proiettili esplosi probabilmente da un fucile. Si è accasciato a terra mentre i complici sono fuggiti, non è in pericolo di vita. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Grazie Emanuela, adesso noi ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco e andremo a trovare a casa sua il nostro Marco Amato pronto a dirci cosa diranno oggi le stelle. Intanto pausa. Avete visto l'oroscopo, significa che c'è Marco Amato collegato con noi. Buongiorno carissimo Marco, eccoci ancora qui insieme con... Che bel giallo oggi. Grazie Roberta, buongiorno, buongiorno Sicilia. Oggi Buongiorno. indosso un colore cantalupo proprio. Cantalupo, va bene, in la tema di tonalità frutta è proprio estiva, quella. visto che il caldo già insomma è arrivato con tutta la sua forza anche in Sicilia. già. Senti, di cosa parliamo, di chi parliamo oggi? Oggi l'argomento è abbastanza ampio perché ho deciso di parlare dei Cesaroni, una serie sociologicamente ormai un caso perché è carissima agli italiani è fin dal 2006. Ebbene, questo cast, tra cui validissimi attori italiani come Claudia Mendola, Elena Sofia Ricci e un vivaio di tanti altri personaggi che poi nel tempo sono anche cresciuti a livello attoriale. Ebbene, questa ultima stagione però comportato un po' una variante, è sempre stato un grande successo, ma molti fan hanno lamentato la collocazione di fascia oraria che non è stata delle più ottimali, reputandola un po' troppo tarda, per cui seppure era partita benissimo la stagione con più di 400.000 numeri altri di share, passa insomma dal 32% di audience al 13%. Ho detto audience ora comunque i Cesaroni nascono nel 7 settembre del 2006, quindi nascono sotto l'egida della Vergine. La Vergine è un'esecuzione perfetta, tecnica direi, quindi lo schema, la storia, lo schidione come si direbbe in letteratura, il concetto di base
Perfetto, piace a tutti. La Vergine però è un segno zodiacale che non ama cambiare schema, appunto. Quindi quando le variazio intervengono su tutto quello che è virginiano, probabilmente non funzionano più come prima. Sicuramente è una serie che ha dato tantissimo agli italiani, però ora, come tutte le più belle cose, insomma, magari non un giorno come le rose, ma è giusto pure che abbia una fine, a parer mio. Dunque, la zodiacalità più importante di questa serie TV non è solo Vergine, è anche acquariana, è capitanata appunto da Claudio Mendola, che è uno dei rappresentanti dell'Acquario. Acquario rappresenta anche io di squadra. Ma oggi vi racconto un po' meglio il cielo zodiacale. La luna arriva in Scorpione, si salvi chi può. Oggi è una luna molto conturbante, molto magnetica, e anche altri pianeti si sollecitano a vicenda. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Per gli Ariete la buona notizia è che la luna non è più in opposizione, quindi l'umore degli Ariete si stabilizza di più e si possono concentrare un po' meglio, visto che il poderoso assist del Sole e di Urano su Saturno e Nettuno nell'Ariete vi potranno fare trionfare ancora una volta al lavoro. In amore ancora un po' di confusione, Venere in Cancro non va d'accordo. Toro, e poi invece Venere e Marte fanno un ottimo gioco di piacevolezza. È un momento di inizi per il Toro, di scommesse che hanno tanto atteso peraltro, preparandole bene. Possono avere un po' di ansia da prestazione perché ci tengono molto, ma i Toro ora sono più sicuri e vedono come che sta avanti. Gemelli, per voi è un cielo molto complesso, Sole, Urano e Mercurio nei vostri gradi. La Luna dismette il trigono con Mercurio, quindi il Gemelli torna a parlare di meno, ma sempre in mezzo a tanti nuovi cambiamenti. Forse ci sono degli errori di valutazione su qualcuno o qualcosa per cui avete capito male. Riprendete un po' le redini. Cancro, per voi è una giornata molto piacevole. La Luna farà trigono entro la sera con la bella Venere che è nei vostri gradi, quindi sentimentalmente ottimo per voi. Riattiverà poi anche domani Giove, per cui si preparano 2 giorni molto positivi per il Cancro. Leone, la Luna e Scorpione potrebbe risultare un po' urticante, tanto più che anche Marte dal Toro ci si mette a quadrare, però tutti gli altri pianeti vi sospingono ad andare avanti, seppure stanchi siete sempre i re della foresta. Una passione molto sottile per adesso intorno a voi. Vergine, ecco, la Scorpione vi aiuta moltissimo a comunicare meglio e di nuovo, tanto più che siete convinti di aver scoperto una strada altra che vi può semplificare una serie di faccende lavorative. L'amore c'è ed è molto piacevole per adesso, un periodo della Vergine molto in risalita. Bilancia, la Luna oggi vi abbandona e forse è meglio così perché di emozioni ne avete bisogno, ma per adesso con tutta una serie di pianeti contro non sono proprio quelle ottimali che desiderate. La Luna però vi vuole preparare un qualcosa di molto importante che state completando come percorso carrieristico Scorpione, protagonisti di questa giornata con una Luna che vi emoziona e si connette a Venere. È un ottimo periodo per gli Scorpione per sciogliere i dubbi in amore e vivere la coppia in una maniera più manifesta, aperta e libera. Sagittario, per voi oggi la Luna si fa intuitiva e vi dà un suggerimento di non azzardare un po' troppo. Per il Sagittario c'è molta carne al fuoco, ma senza la giovane stanno la notizia molto positiva è che tra meno di un mese Giove tornerà di nuovo a parlarvi. Capricorno, per voi oggi è una giornata da gioco di squadra, intensa, bella, molto piacevole. I Capricorno sorridono sornioni e vermiscono un po' nella coppia il partner in maniera simpatica, proprio perché stanno maturando una proposta importante, una svolta di vita. Acquario, Luna un po' urticante pure per voi, quando la Luna è Scorpione e Marte in Toro, le quadrature vi stancano un po', rendono un po' di caos intorno a voi. Questo non vi spaventa sicuramente perché Plutone al trigono di Urano, di Sole, e ottimo il sestile pure con Nettuno e Saturno, vi aiutano a tenere in mano qualunque tipo di situazione. Non avete paura di niente, solo distante è l'amore. Pesci, per voi non c'è nulla di distante invece, proprio perché la Luna è Scorpione fa un bellissimo trigono anche con Venere dal Cancro. I segni d'acqua sono
innamorati che mai, e i pesci con la loro profondità sono sempre. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Roberta cara, ciao Emanuela, a presto. Ciao Marco e grazie naturalmente. Allora Emanuela, noi abbiamo parlato di quest'ultima notizia che è arrivata dalle agenzie: soldi a palate con la droga, è stato trovato il tesoro di Messina Denaro. Ci sono aggiornamenti, naturalmente adesso se ne parla online. Sì, sul nostro sito siciliaweb.it appunto vediamo questa operazione della DDA in diversi paesi. È scattato il maxi sequestro, oltre 200 milioni di euro, è stato ritrovato l'enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati negli anni '80 col narcotraffico sotto l'egida del super boss Matteo Messina Denaro. Tutto è nato da un'operazione internazionale coordinata dalla DDA appunto di Palermo e condotta dai finanzieri, durante la quale sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro proveniente di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, ed è scattato appunto questo sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro. L'operazione si è svolta in diversi paesi, dicevamo, oltre che in Italia, anche ad Andorra, Gibilterra, alle Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, Libano, Principato di Monaco, Spagna, nelle città di Malaga, Marbella e altre 2, insomma, quindi un'operazione importante. E questo, devo dire, ci permette anche di ricordarvi che ovviamente aggiornamenti e particolari su questa scoperta, e non solo, possiamo rimandarli alle edizioni dei nostri telegiornali su Antenna Sicilia, ma anche ovviamente su Telecolo. Allora, ringraziamo per oggi Emanuela Corsi e ci colleghiamo con Augusta, dove c'è Edoardo Sergi, perché oggi è il tempo di, come dire, di fare una sorta di bilancio di quello che è stato Vela e Salute 2026. L'ultimo porto appunto della navigazione della legalità è proprio Augusta. Edoardo, hai pochi minuti e ci colleghiamo con te, con i tuoi ospiti. Li sfruttiamo bene, era il 28 aprile quando li accompagniamo a Catania e ora li stiamo andando a prendere proprio qui ad Augusta, una quarta edizione ricca di emozioni, un mese dove hanno circonnavigato la Sicilia, hanno fatto il periplo della Sicilia, 500 miglia, 13 porti, insomma, io vi presento i miei ospiti perché hanno viaggiato tanto. Con me c'è il presidente della Lega dei Navali Italiana, che è Donato Di Marzo alla mia destra, e poi Lorenzano Di Renzo, che è il comandante marittimo della Sicilia, della Mare Sicilia. Allora, partiamo da questa bellissima iniziativa. Io partirei subito col presidente, perché insomma Lega Navale significa tante cose, in questo caso significa legalità, sport, salute, insomma è stata una bellissima quarta edizione questa. Sì, torniamo con piacere sempre in Sicilia con le barche della legalità. Ne sono state impiegate 15 su 31, noi abbiamo 31 barche che sono state sottratte alla malavita organizzata che le usava per traffico di esseri umani, di droga, di armi, assegnate alla Lega Navale che le ha rimesse in ordine, ha un equipaggio, gli ha dato un equipaggio e poi porta in giro ragazzi, studenti, ragazzi con disabilità. E soprattutto porta in giro il ricordo delle persone a cui queste barche sono dedicate, che sono tutti persone che lavoravano per lo Stato e sono stati uccisi trasversalmente dalle diverse mafie. Quindi sulle rande, come si può vedere, abbiamo le immagini di questi eroi della quotidianità che hanno combattuto fino all'ultimo momento la mafia nei suoi diversi aspetti, e adesso è giusto che noi come Lega Navale, facendo il lavoro che fanno tante altre organizzazioni, portano avanti il ricordo con le giovani generazioni di questi eroi del quotidiano. Allora le chiedo a lei, ci può fare un assunto di cosa è accaduto in questo mese, perché è stato un mese importante dove la Sicilia è stata circonnavigata, tutti i porti, insomma avete fatto del bene. Sì, è un'esperienza che acquista di anno in anno dimensioni sempre più ampie e come diceva appunto l'ammiraglio è una delle più belle esperienze di collaborazione interistituzionale sviluppata in Sicilia negli ultimi anni, e questo perché coniuga temi diversi tra loro ma uniti da un unico filo conduttore. C'è il tema che è già stato menzionato, quello della legalità, c'è il tema dell'inclusione sociale, c'è il tema della cultura del mare, c'è il tema della prevenzione sanitaria e c'è il tema della tutela ambientale, che è una novità di quest'anno. Una iniziativa che nasce da un'intuizione
tanto semplice quanto potente, quindi sottrarre degli oggetti che erano utilizzati dalla criminalità, in questo caso delle barche sottratte alla criminalità, e trasformarle in strumenti di cultura della legalità, di progresso e di opportunità sociale. Essendo un tema così bello, questa iniziativa ha raccolto intorno una rete di collaboratori istituzionali molto importanti e naturalmente la Marina è uno di questi. La Marina sostiene convintamente questa iniziativa perché noi sappiamo che il mare non è soltanto uno spazio strategico, una dimensione operativa, è una grande scuola di vita. L'ammiraglio Marzano lo sa bene perché ci ha cresciuto tutti in Marina. È una scuola di vita dove si impara a vivere insieme, a collaborare, si impara l'importanza di collaborare, perché sulle barche a vela si fa appunto così, ciascuno con il proprio ruolo, con la propria capacità e perché no, con le proprie fragilità si muove insieme verso una meta comune. 4 edizioni, allora le chiedo, dove ci dobbiamo proiettare per la quinta? Cosa farete? Già state organizzando, insomma, manca ancora tanto tempo, però la Lega Navale è sempre attiva in queste iniziative. La cosa importante è, basandosi sulle cose che abbiamo imparato in questa edizione, ovvero sia, come diceva l'ammiraglio Di Renzo, nel mettere a sistema tutte queste eccellenze nazionali. Ovviamente la Lega Navale nasce 129 anni fa come una costola della Marina Militare, quindi anche il Presidente è sempre un ufficiale di Marina che ha lasciato il servizio, quindi basandosi su questi cardini poi di fatto bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo. Quest'anno il tema è stato quello aggiunto, è stato quello della protezione del mare, adesso stiamo mettendo in campo, stiamo allestendo la 32esima barca che sarà proprio una sorta di sentinella blu dedicata proprio alla monitorizzazione delle aree marine protette, quindi l'anno prossimo sicuramente questa barca farà parte della prossima impresa e poi ci inventeremo qualcos'altro. Roberta, se domande da studio le riporto. Allora, no, non ho domande perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Dico grazie semplicemente agli ospiti e dico grazie per questa iniziativa che ci fa fare un respiro a pieni polmoni. Tu ovviamente puoi farlo lì, anche fisicamente, ma le tematiche affrontate, la possibilità di discuterne e di legare il mare a tutto questo sa di poetico, ma nello stesso tempo di grande costruzione di una società di un certo tipo. L'auspicio è assolutamente quello. Quindi grazie davvero ai tuoi ospiti, loro tra l'altro sono attesi da un appuntamento fra pochi minuti nella sala Fioravanzo della 4ª divisione, forse sarà il modo per, come dire, fare un bilancio e il punto di questa iniziativa. Grazie Edoardo, grazie a te e grazie ai tuoi ospiti. Grazie a te. La nostra trasmissione, ringrazio Emanuela Corsi che devo dire oggi è stata molto ricca di tante informazioni, di tante notizie arrivate dai giornali e non solo, e Buongiorno Sicilia come sempre tornerà per la puntata di venerdì domattina alle 8.